Penso che questo sia uno slogan giusto, il calcio vale un sorriso, soprattutto quando parliamo di dilettanti, anche perché quest'anno insomma nel campionato dilettanti qualche bagarre negativa c'è stata, no? Sappiamo tutti i fatti della partita tra Paternò e Vittoria che hanno veramente insomma, creato indignazione nel calcio dilettantistico. Una battuta, direttore. Però vedi, noi dall'esterno così non siamo presenti, quindi non possiamo dare un giudizio, possiamo dare un giudizio per le quello... immagini però parlavano chiare. Lo so, ma le immagini molte volte non rispondono a verità, quindi io un giudizio non lo darei... Fa il diplomatico. No, per carità, no, ci mancherebbe. Sono così, magari le immagini fanno vedere cose che tu non vorresti né commentare né vedere, possibilmente ci sono state piccole... Diciamo che poi sono state ingiganti. Però le condanniamo, a prescindere. Ma questo non ci piove, per carità. Allora, parliamo della New Pozzallo. Tra poco andremo a vedere questo video, insomma, che vi vede protagonisti di questa bella vittoria finale ai calci di rigore. Partiamo dal mister, lo hai già detto in apertura del programma, è stata una stagione che comunque tra alti e bassi vi ha portato poi a giocarvi tutto in 90 minuti, hai detto che qual è stato il momento in cui avete fatto la scelta di puntare addirittura solo sui play-off, dato che ormai il primo posto era quasi ormai irraggiungibile con il New Team Ragusa che ha fatto quasi un campionato a sé tra la sorpresa generale, oppure pensi che voi potevate starci vicino al New Team Ragusa? No, perché erano organizzati molto bene e già diciamo che l'organizzazione in una squadra di calcio è comunque già il 50%. È fondamentale, certo. Ed è fondamentale. Noi insomma siamo attrezzati, siamo rimboccate le maniche e piano piano col sorriso sulle labbra e con la serietà di tutti i ragazzi, perché poi comunque rispecchia questo, sì, e della nostra società siamo arrivati in promozione lo stesso. Con grande soddisfazione. Giuseppe Rosa, capitano di questa squadra, in squadra tra l'altro mi dicevi giovanissimi, 96, 97, 98 sì. anno di nascita, quindi avete quasi già buttato le basi per la prossima stagione in un certo senso, anche se questo magari lo dovrebbe dire il mister o la società, però tu che sei stato in campo con loro, pensi che il valore tecnico di questi ragazzi possa essere già abbastanza pronto per la prossima stagione? Assolutamente sì, noi a metà campionato la società ha fatto comunque la scelta di, diciamo così, di ringiovanire tantissimo la squadra, visto chiaramente il campionato che ha fatto la New Team, e alla fine i fatti hanno dato ragione, perché noi avevamo l'età media, se non sbaglio, più bassa di tutta la categoria, a parte 4-5 che siamo molto più grandi, però quest'anno hanno esordito anche dei 98, quindi diciamo è un valore aggiunto che comunque la New Pozzallo poi avrà nel futuro. Senti, nella bagarre dei calci di rigori tu sei quello che sì. hai sbagliato, Sì, cosa hai pensato in quei momenti? Ma lì per lì è stata una... Lo volevano ammazzare tutti, dice il direttore. Era una grande... le parole testuali che ha pensato non le può dire. Non le può dire, è vero. Però è stato un attimo di grande delusione, onestamente, perché... Però poi dopo, subito ma più che dopo... altro perché nei 90 minuti avevamo meritato, penso, di le immagini vincere. Parlano anche e a vostro poi perché favore. quest'anno comunque ne avevo sbagliato un altro, gli altri li avevo fatti tutti, quindi bene o male è stata grande, però poi ci hanno pensato i ragazzi. Benissimo, e quindi la soddisfazione è stata doppia. Sì. Vicepresidente Riccardo Pluchinotta, allora il mister ha detto qualche aggiustamento, il capitano ha detto che i ragazzi giovani ci sono e su di essi si lavorerà anche per la prossima ossatura, il direttore è molto determinato a fare un gruppo ancora più forte, corposo. E la società che fa? Non sta a guardare, mi auguro. No, la società ascolta, la società è d'accordo con quello che è stato detto, e devo dire che quest'anno la scelta dei nostri giovani di farli esordire è stata una scelta intelligente perché in un certo senso ha preparato questi ragazzi già al prossimo campionato,
ha capito che effettivamente si può fare affidamento su di loro, perché hanno dimostrato intelligenza sul campo, intelligenza fuori dal campo. Una cosa che volevo sottolineare era anche quella che la nostra squadra, oltre ad aver vinto il campionato sul campo, ne ha vinto un altro, è stato quello del comportamento nei confronti degli avversari. Abbiamo sempre ricevuto ma io questa sera ho la sensazione che voi siete veramente una famiglia, siamo molto uniti, ecco, e questo penso che sia anche importante per il futuro. È stata la giusta benzina per il successo finale. Esattamente. Benissimo, allora guardiamocelo questo successo finale del New Pozzallo, finale vinta contro lo Sporting Eubea all'ultimo istante con l'ultimo calcio di rigore. Emozionante, guardate questa bella clip. Oggi è una giornata di sport, bellissimo sia da un lato che dall'altro, i tifosi veramente eccezionali, sembrava una partita di Serie A, insomma, ecco. Noi dobbiamo pensare solamente al calcio bello, al calcio giocato, allo sport, insomma, dove chiaramente i ragazzi si divertono, c'è l'agonismo, un calcio chiaramente è uno sport maschio, ci sta tutto chiaramente, però fatto bene. La cosa importante è che la squadra deve essere formata da ragazzi. Questa può essere la cosa importante, la cosa più importante. Ragazzi che sicuramente il prossimo anno faranno bene, anzi me lo auguro veramente di tutto cuore. Oggi i rigori hanno sorriso a noi, però ripeto, siamo venuti a giocarci la partita, abbiamo creato tanto e onestamente poi i rigori sono sempre una lotteria, quindi si può perdere e vincere, però penso che le due squadre hanno lottato in campo, hanno dato veramente tutto, anche perché la giornata era un po' calda, quindi abbiamo sofferto sotto questo aspetto tutte e due le squadre.
La bella cavalcata del New Pozzallo che il prossimo anno disputerà il campionato di promozione. Una battuta veloce la devo fare con il mister, rivedendo queste immagini probabilmente ancora un po' di batticuore. Tu insomma hai giocato a grandissimi livelli, però comunque quando si vince c'è sempre la bella soddisfazione di portare a casa il successo. Ma sicuramente, poi dietro c'è tutto un anno particolare di sacrifici, di sacrifici, lavoro con questi ragazzi. Ho detto che mi hanno dato molta disponibilità e tra l'altro non era nemmeno semplice, voglio dire, andare ai calci di rigore con tutti i ragazzi. No. Insomma, alla prima esperienza non era semplicissimo, ecco. La palla è pesante, no? Molto. Quando si mette lì sul dischetto. Bene, bene. Allora, a proposito di partite importanti, si sono disputate le 2 partite di semifinale per quanto riguarda la Coppa Sicilia di prima categoria. Allora Jenny, tu hai già la schermata pronta con i risultati, se ci dai i riferimenti, perché poi abbiamo il collegamento con il direttore generale del Belpasso che ha appunto disputato la semifinale di Coppa Sicilia. Allora, vai. Acicatena Camaro 1-3, Belpasso Acquedolcese 2-1. Benissimo, eccola qui la schermata, quindi la Acicatena perde in casa, il Camaro ormai a questo punto è un probabile finalista. La finale stava 3-0 in questa maniera il Belpasso, anche non giocando la finalissima, accede anche non vincendo in promozione. Sì, certo, perché il No, Camaro di giocare la giocheranno, ci mancherebbe, però anche se non vincono, il Camaro ha già vinto il campionato di prima categoria, quindi salirebbero automaticamente, ma è la trasferta. Sentiamo il direttore generale, Sergio Anfuso, direttore generale del Belpasso. Sergio, sei in linea, mi senti? Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, non bisogna fare chiaramente in questo momento del risultato positivo una certezza, perché avete ancora da fare l'incontro di ritorno fra 7 giorni, però se per caso le cose insomma andranno come un po' tutti ci auguriamo perché siamo catanesi, la partita contro il potenziale Camaro finalista probabile insomma vi garantirebbe la possibilità di giocare il prossimo anno in promozione. Siete contenti? Ammettetelo. Ettore, perdonami, ma io sto facendo i miei dovuti scongiuri. Infatti, fai bene. Perché ancora ti assicuro che la partita di ieri è stata una bellissima partita e probabilmente forse pecco un attimo di presunzione, però non rispecchia sicuramente questa categoria, perché c'erano in campo due squadre veramente agguerrite, un bel gioco. Complimenti anche all'Acquedolcese perché è una bellissima squadra, il mister riesce a mettere benissimo i giocatori, hanno un attacco stratosferico, una difesa veramente molto chiusa, quindi probabilmente gira la grande. Sergio, quindi probabilmente insomma la partita di ritorno sarà impegnativa, perché loro si giocheranno tutto, praticamente giocheranno l'intera stagione. Sì, ma sicuramente sì, perché noi ci aspettiamo lì, ma diciamo sicuramente un'accoglienza come... Ho perso la comunicazione con Sergio Anfuto. Vediamo. Ecco, mi senti? No, ti abbiamo perso soltanto per qualche istante. Dicevi, scusa? No, dicevo che sicuramente l'accoglienza sarà diciamo di livello come noi abbiamo accolto loro, perché ho visto che una dirigenza è una società molto seria, molto ordinata. Però sicuramente dentro il rettangolo di gioco sarà una partita all'ultimo sangue, perché ovviamente sappiamo tutti che di fatto è una finale per noi e per loro, perché chi passa è in promozione, perché il Camaro già diciamo che è più quasi matematicamente in finale, perché vuol dire la Acicatena con tutte le varie problematiche che abbiamo purtroppo saputo avrà vita molto complicata lì a Messina. Ho capito. Quindi per noi diventa una finale questa domenica che certo. sta per arrivare diventa per noi una finale. Sergio, sarà una settimana quindi di preparazione assolutamente in maniera forte, no? Tutta la squadra, il mister, il presidente Minervini, avete preparato un programma particolare oppure normale settimana lavorativa e poi grande attenzione per l'incontro di domenica? Ettore, tu come più volte abbiamo avuto modo di parlare sai che noi siamo una piccola grande famiglia, di conseguenza la serenità che si può vivere in una qualsiasi famiglia sicuramente si vive all'interno di questa squadra, di questa società, quindi è ovvio che tutti i ragazzi sanno dell'importanza della partita, però
incrementare l'ansia, incrementare la pressione, secondo me alcune volte va a danneggiare ancora di più quindi noi stiamo cercando di mantenere la tranquillità, la serenità, cercando magari di allenarci come abbiamo sempre fatto, dimenticando le brutte scoppole, passami il termine, che abbiamo preso in passato, e quindi sappiamo tutti che è l'ultimo treno, quindi mettete riusciamo a salirci bene. Mettete tutto alle vostre spalle, perché poi dopo bisogna essere mentalizzati domenica prossima. Abbiamo per chiudere una domanda che ti vuole formulare Alessio Patti. Alessio. Direttore, buonasera, le rinnovo i miei complimenti perché l'Acquedolcese, al di là del valore che ha dimostrato in campo, era una squadra che ha chiuso il campionato con 13 punti di vantaggio sulla terza senza neanche disputare la prima parte di play-out, quindi credo che il suo percorso si commenti da solo. Io volevo fare un appunto sulla straordinaria prestazione non solo del collettivo, ma con un Piero Ruggeri così il Belpasso può sognare, credo lei sia d'accordo con me. Allora, Piero Ruggeri sicuramente quest'anno sta dando il massimo, però lui è la punta dell'iceberg, perché la squadra comunque lo mette in condizione di fare bene ogni settimana e di conseguenza il plauso va non solo a Piero ma a tutti i ragazzi e tutti i componenti, dal presidente al magazziniere, passando ovviamente dal mister e ai giocatori stessi. Perché ovviamente se un giocatore spicca, se una squadra spicca è perché c'è un lavoro alle spalle che veramente non si vede, ma poi di fatto si ottiene con le prestazioni e con i risultati. Assolutamente sì, chiaramente un giocatore del suo calibro che quando vede la porta è pericoloso per tutti. È vero. Benissimo, allora Sergio Anfuso, noi ti ringraziamo per questa tua telefonica e appuntamento quindi alla prossima settimana, così ci racconterai l'emozione di questo incontro che disputerete in quel di Acquedolcesi, va bene? Sì, assolutamente sì, mi auguro che voi tifate per noi. Assolutamente. Non ce ne vogliono chiaramente i palermitani, però indubbiamente un po' tifiamo, soprattutto il Belpasso che ultimamente è stato molto vicino a penalty, vi abbiamo seguito con interesse e con passione, va bene? Grazie a Sergio Anfuso, direttore generale del Belpasso, che disputerà appunto la finalissima, speriamo, perché ancora in semifinale, della Coppa Sicilia di prima categoria. Siamo quasi in chiusura, voglio fare la passerella finale con i nostri ospiti. Allora, iniziamo con il direttore sportivo, che secondo me è un po' riduttiva questa figura, permettimi, perché insomma sappiamo che sei più di un direttore sportivo, quasi un'anima intera della squadra, perché insomma hai avuto modo di vivere a 360 gradi questa atmosfera di questa bella cavalcata. Cosa ti aspetti dalla prossima stagione? Intanto voglio precisare, se io sono quello che sono, lo devo sempre, come ha detto prima il vicepresidente, a chi mi ha permesso questo è vero, di essere quello che sono. Ti fa onore. Mi hanno permesso di fare questo, io ho dovuto giustamente dimostrare con i fatti e ci siamo riusciti in queste belle cavalcate fatte in questi anni, compreso l'ultima che forse ci credevamo, ma non ci credevamo, però ci siamo riusciti. Alla fine ci siete riusciti. Avete portato a casa il risultato. Per quanto riguarda la domanda che cosa ti aspetti per la prossima stagione? Per la prossima stagione innanzitutto quello che è importante è quello di giocare a Pozzallo. Questa è la base di cui noi lanciamolo puntiamo e spero che da questa emittente, chi mi ascolta e se mi ascoltano, i signori... È da 5 anni che non avete il campo. Sì, ma io, come c'è stato già lo dico così in diretta, c'è stato un primo incontro con politici e persone per cercare di risolvere questo gravoso problema che è da circa 6 anni. Attenzione, questo campo non è proprio del tutto inagibile, perché voi vi allenate. Sì, ma è un campo Il terreno in che condizioni è? Il problema è da panico. Ecco, il terreno è da panico, però non è il problema il campo in se stesso, sono successi dei fatti 6 anni fa, per cui questa benedetta squadra gioca fuori casa. Cioè non avete l'agibilità? No, non abbiamo l'agibilità. Ma dipende dall'amministrazione o dalla FIGC? Diciamo che è un po' da ambedue le parti, però si sta cercando, ecco, io non voglio voglio spezzare una lancia a favore dell'amministrazione. Bene, ma è giusto. Perché vedo, perlomeno dall'incontro avuto sabato fra componenti non politici, vi hanno abbandonati? No, speriamo che tutto vada a buon fine, perché se no rischiamo veramente di non iscriverci al campionato di promozione. Ed è brutta questa cosa, perché a Pozzallo insomma un po' di fame di calcio come c'è, diceva no? il vicepresidente, che è importante, specialmente per quanto riguarda il sociale, su tutti questi ragazzi che stiamo portando al campo, per le cose che si vogliono creare.
è importante avere una struttura accettabile. È vero, è Non vero. chiediamo il massimo, chiediamo solo una struttura accettabile. Il mister probabilmente allora la prossima stagione, chissà, magari allenerà in una struttura in erba sintetica, È il mi sogno. accontento anche un campo in terra battuta, però discreto. Un campo in terra battuta da terra battuta e non da pietre e varie. Non da spiaggia. Non da ecco. spiaggia. Per chiudere con il mister, ma qualche ritocco l'avete già individuato oppure ancora troppo presto, cioè ancora è troppo viva la vittoria finale? Allora ti dico la verità, siamo già in giro a cercare fate i tali scout. quei tasselli che servono. Bene. Perché sono convinto che le squadre si fanno adesso e non a luglio. Voglio arrivare pronto sotto tutti i punti di vista, anche perché ci aspetta un campionato duro, molto duro. Tra l'altro noi con una squadra giovane, perché le nostre potenzialità sono queste e penso che sia la cosa migliore È la per cosa tutti. migliore, è la cosa migliore, certo, ci mancherebbe. C'è un progetto che deve durare per anni, non per un anno e poi dopo E poi tutti a casa. smantellare. Giusto. E da quello che vedo e sento, probabilmente è un progetto che si potrà, insomma, definire al più presto. Capitano, tu che fai? Rimani? Sì. Rimani nel progetto, rimani in questa squadra? No, assolutamente. Lo confermi? Nonostante il rigore sbagliato l'abbia Nonostante- compromessa questa No, cosa. vabbè, non penso che un rigore... Scherzo. Come diceva la canzone di De Gregori, Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore. Non è da questi lui non ha dettagli avuto che si gioca paura, un gioco. lui non ha avuto paura, l'ha pure sbagliato, però è stato lo stesso Io determinante. sicuramente per la stagione. voglio mettere la mia esperienza a favore dei giovani, comunque cercare di farli crescere, anche perché, ripeto, il futuro poi sono loro, alla fine noi rimane qualche altro annetto, insomma, da giocare. Certo, quindi però è importante che crescano... finché il fisico rende, però nel ma campionato anche dilettanti il aiuta. fisico e l'entusiasmo soprattutto. Certo. Per cui andiamo avanti col progetto sicuramente. Benissimo. E per chiudere, Riccardo Pluchinotta, vicepresidente del New Pozzallo, già il direttore è stato abbastanza chiaro sull'amministrazione, la proprietà, insomma quelli che insomma, in un certo senso aiutano anche economicamente la squadra, è pronta ad ampliare il tutto, cioè l'arrivo di nuovi sponsor potrebbe aiutare anche il percorso del New Pozzallo per la prossima stagione. Senz'altro, infatti si sta lavorando anche su questo per cercare nuovi sponsor, anzi volevo cogliere l'occasione per salutare, perché so che ci sta guardando, il nostro presidente, il dottor Antonino Benanti. Che salutiamo. E quindi, come dicevo, appunto si sta lavorando per coinvolgere altri sponsor per realizzare sempre più, in maniera più completa il progetto Anche della perché New così Pozzallo. non si parlerà di Pozzallo soltanto come purtroppo terra d'arrivo di migranti, sarà anche una bella terra da Ma visitare. questo l'ho detto prima, per la nostra proprietà è fondamentale Certo. l'idea di creare una struttura a Pozzallo che sia di Pozzallo, non solo per la squadra ma per i nostri figli, per i nostri giovani. Bene. Che dirvi, vi auguriamo allora buon lavoro per la prossima stagione, complimenti per la vittoria finale e mi raccomando promettetemi che comunque i giovani saranno veramente la base del progetto prossimo. Sicuro. Benissimo, perfetto. 100%. Ok, allora salutiamo anche il nostro Alessio, oggi poco lavoro, come del resto anche la nostra Jenny. Ci possiamo rilassare un Ci pochettino possiamo dopo poi una rilassare anche stagione pure noi. estenuante. Beh, si fa per dire rilassare perché tra poco insomma partirà l'avventura dei Penalty Awards, quindi ci sarà da lavorare insieme all'Associazione Italiana Allenatori con la quale insomma stiamo preparando questa seconda edizione dove verranno premiati i migliori atleti, i migliori dirigenti, i migliori allenatori per quanto riguarda la categoria eccellenza e promozione nonché di prima categoria per il calcio dilettantistico. Esatto. Benissimo, Ettore. allora con te appuntamento alla prossima settimana. Una buona serata a tutti. Benissimo, e saluto anche la nostra Jenny che oggi è un po' raffreddata, ha promesso di andare a mare la prossima domenica sperando di rivederla ancora più in forma. Certo. Benissimo, grazie. Grazie a te Ettore, saluto tutti quelli che ci seguono da casa, un bacio. Benissimo, allora noi ci vedremo la settimana prossima, come al solito a partire dalle 19, domenica prossima sarà la puntata numero 17, vi anticipiamo che quella del 24 sarà assolutamente da non perdere, si parlerà di sport a 360 gradi per le varie iniziative legate ad un'associazione regionale
nazionale, non vi voglio svelare niente, ve lo svelerò direttamente la prossima settimana e nel frattempo vi diamo anche notizia ancora più dettagliata sul Penalty Awards. Ringrazio come al solito per la stretta collaborazione la Sicra Comunicazioni nella figura di Alessandro Fragalà, Lusi Gullotta, Achille Teghini e naturalmente anche la regia di Modica, Michele Rizza, Carmelo Gennaro, Renato ed Elio Scollo. Appuntamento alla prossima settimana con Penalty. Arrivederci a tutti.